trovato la casa occupata. E qui hanno fatto il colera e allora gli assistenti sociali mi hanno mandato in un posto e sono stato lì in periodo di tempo, ma intanto loro erano dentro, qui hanno sfasciato tutto. Dentro qua hanno disfatto tutto, hanno messo dentro le sue robe, hanno fatto il colera, insomma. Questo dopo che il signor Giorgio, 79enne di Jesolo, era stato ricoverato in ospedale per alcune settimane e al suo rientro le due persone che avevano nel frattempo occupato la casa comunale in cui vive, in via Antiche Mura, sono state mandate via dagli agenti della polizia locale e denunciate. Sono persone note, ha dichiarato il vice sindaco di Jesolo, che aggiunge: è la prima volta, almeno ricordi di 20 anni, quindi nel tempo non si sono mai verificati queste occupazioni. Rugolotto evidenzia anche come il comune abbia avviato da tempo un progetto sulle politiche abitative. Questa situazione deriva dal fatto che stiamo intervenendo negli alloggi che qualche volta, anzi spesse volte, sono alloggi datati nel tempo, anni 70, anni 60, anche alcuni, che abbiamo intenzione di risistemare e di poter concedere di nuovo a chi ne ha bisogno, a chi della graduatoria, ovviamente gestita da Ater, ne ha diritto. Ma a prescindere dallo stato in cui versano determinati alloggi, secondo il diretto interessato, la questione delle occupazioni andrebbe risolta a monte. Che fa schifo sta roba qua, che è impossibile che lo Stato non riesca a mandarli via. Non riesco a mandarli via. Gente che ruba dalla mattina alla sera. Oh, qui mi hanno rubato tutto, mi hanno lasciato a piedi dappertutto. Ma è possibile che lo Stato non metta le mani, che non sia nessuno, ma neanche i carabinieri non riescono a mandarlo via. I carabinieri sono andati dentro, non riescono a mandarlo via.